Buongiorno a tutti, benvenuti all'11° appuntamento con il progetto Conoscere, Sapere, Crescere, promosso dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Sport Equestri FISE Veneto. 11° appuntamento oggi, parliamo dei Giochi Olimpici di Città del Messico 1968. È un'Olimpiade un po' particolare per quanto concerne la storia del nostro sport, perché è quella che segna, che fa un po', diciamo così, da spartiacque tra un lungo periodo, tutto sommato felice e ricco di grandi risultati per lo sport equestre italiano, e un altro periodo invece che segnerà un po' il declino delle nostre sorti agonistiche, soprattutto per quanto riguarda il salto ostacoli. E tutto questo dipenderà da varie circostanze, da vari motivi, da varie ragioni che poi vedremo anche in seguito, ma partirei subito invece dal completo e non dal salto ostacoli, perché ricorderete lunedì scorso eravamo rimasti sulla grande prestazione, sul grande risultato, storico risultato della squadra italiana di completo ai Giochi Olimpici di Tokyo 1964 sotto la guida di quel magnifico uomo di cavalli che era il marchese Fabio Mangilli, e l'Italia, con l'Italia che conquistava le medaglie d'oro individuali e a squadre. Quindi un risultato che, come ricorderete, è anche abbastanza sorprendente. C'era chi in realtà nemmeno voleva che l'Italia partecipasse a queste Olimpiadi, ritenendo la squadra non all'altezza. E vabbè, comunque ormai l'abbiamo visto, abbiamo già detto tutto: l'Italia grande trionfatrice a Tokyo 1964. Per il 1968 Fabio Mangilli è nuovamente alla guida della squadra azzurra e Fabio Mangilli convoca esattamente gli stessi 4 cavalieri che erano scesi in campo a Tokyo, e cioè Alessandro Argenton, Mauro Checcoli, Giuseppe Ravano e Paolo Angioni. E in realtà la lista dei probabili olimpici era ovviamente ben più ampia, adesso non me l'ero preparata qui sotto mano, ma insomma la vedremo più avanti. E comunque loro partecipano. I cavalli sono al 50% gli stessi, cioè Mauro Checcoli monta ancora Sarbin e Paolo Angioni monta ancora King, mentre invece il cavallo di Alessandro Argenton sarà per Città del Messico il piccolo Sauro Sardo Diambo de Nora, e invece per Giuseppe Ravano sarà Lord Jim. Arriviamo subito al risultato. Il risultato è una grande delusione. L'Italia sarà eliminata, il migliore individuale sarà Alessandro Argenton, che in sella a Diambo de Nora si classifica al 16° posto, Paolo Angioni su King al 23°, Giuseppe Ravano e Mauro Checcoli non finiranno la gara. Detta così sembrerebbe una sconfitta epocale. In realtà bisogna dire che ci sono state delle condizioni assolutamente straordinarie durante le quali si è disputata soprattutto la prova di completo. Vediamo. Allora, innanzitutto Città del Messico. La scelta della città dove disputare le Olimpiadi, insomma, da che mondo è mondo, è sempre stata dettata anche da interessi anche politici o comunque da circostanze contingenti, insomma, di questo lo sapete bene tutti. Città del Messico non era certamente una città adatta ad ospitare un impegno sportivo agonistico di tale livello e di tale prestigio. 2300 metri sul livello del mare, il 30% di ossigeno in meno rispetto alle condizioni che si verificano invece a livello del mare. Quindi per gli atleti tutto questo rappresenta sicuramente un danno, insomma, no? Inutile dirlo. Ma
Ma ovviamente le Olimpiadi non sono solo le Olimpiadi dello sport equestre, ci sono tutte le discipline sportive. Nel caso specifico, lo sport equestre e il completo in particolare, che ovviamente è quello che richiede ai cavalli un impegno fisico più forte, il completo invece viene disputato in una località che si trova a 1800 metri di altezza sul livello del mare, in un luogo che si chiamava adesso non me lo ricordo nemmeno più. Comunque insomma 1800 metri, un po' meno. L'unico problema è che lì da ottobre a marzo, tenete conto che siamo appunto nel mese di ottobre, metà del mese di ottobre, i giochi olimpici sono andati in calendario dal 12 al 27 di ottobre appunto. Ecco, il luogo dove si disputano le gare di completo è il Golf Club di Avandaro, nella Valle de Bravo, a 150 km da Città del Messico e appunto a 1800 metri sul livello del mare. Insomma, è una località assolutamente rinomata per il fatto che da ottobre a marzo piove ogni giorno in maniera anche violenta. Nonostante questa certezza e nonostante questa consapevolezza, lì si è disputata la gara di completo e il giorno del cross arriva un diluvio terrificante, mezz'ora di pioggia, ma una pioggia di una forza e di una quantità impressionante. Pensate che c'era un fosso largo 2 metri che era parte del percorso del cross, della prova di campagna. Questo fosso si riempie fino al punto da diventare un fiume di 12 metri di larghezza, che ha ricoperto completamente anche gli ostacoli. Gli ostacoli si individuavano semplicemente dalle bandierine che spuntavano dall'acqua. E voi capirete, questo è stato insomma un problema enorme, che ha determinato, poi lo vedremo, tra l'altro Fabio Mangilli scriverà per il Cavallo Italiano un articolo relazione, diciamo, a fine Olimpiade. Dopo ascolterete le parole di di Fabio Mangilli, e sono veramente impressionanti oltre che eloquenti. Quindi diciamo c'è stata anche questa situazione che ovviamente ha penalizzato moltissimo solo una parte di concorrenti, cioè quelli che hanno affrontato il percorso durante il nubifragio o comunque dopo, successivamente, mentre invece chi era partito prima ha potuto completare il percorso di cross in condizioni ben diverse. Ripeto, nonostante tutto questo fosse ampiamente prevedibile, in realtà non è stato modificato nulla e si è andati incontro a questa situazione letteralmente catastrofica. Ma al di là di questo, ecco, adesso vi leggo appunto le parole con le quali Fabio Mangilli racconta questa spedizione, ed anche con un comprensibile, umanissimo e direi anche molto giustificato risentimento, perché all'arrivo in Italia i nostri ragazzi, insomma la nostra squadra verrà, insomma ci saranno diversi articoli di giornale che descriveranno il tutto come una sconfitta, un disonore, insomma ecco. E infatti Fabio Mangilli inizia le sue note sul Cavallo Italiano con un certo rammarico, dicendo: il merito che a suo tempo ci è stato generosamente riconosciuto per le 2 medaglie d'oro conquistate a Tokyo non esiste più. Ora sulle nostre spalle grava la colpa di non averne vinte altre 2 a Città del Messico. Un po' di così, insomma, evidente risentimento. Comunque, poi Fabio Mangilli scrive un pezzo lunghissimo, molto bello, molto argomentato, in cui analizza tecnicamente tanti aspetti della gara. A proposito di questo, per darvi l'idea della situazione, quando parla della prestazione di Giuseppe Ravano in sella al Lord Jim, Fabio Mangilli scrive: Lord Jim con Giuseppe Ravano ha passato lo steeple sotto un diluvio e i grossi ostacoli della pista apparivano quasi all'improvviso attraverso una cortina d'acqua.
Ciononostante ultimò con 18,4 punti da buono. Quando fece il cross, i fossi d'acqua erano individuabili solo dalle bandiere che spuntavano dall'acqua, che per decine di metri sommergevano il terreno prima e dopo l'ostacolo. Ovviamente i cavalli non sapevano dove partire né dove ricedersi, pensate. Affrontando uno di questi ostacoli, Ravano mise il cavallo al passo, cercando di arrivare al limite del fosso e sprofondare nell'acqua non in velocità. Cioè, capite in che condizioni si è disputato il cross olimpico di Città del Messico, con i cavalli e i cavalieri che dovevano a tentoni andare a cercare il punto in cui il fosso cominciava per poi superarlo. Comunque, Giuseppe Ravano alla fine termina bene il suo cross, ma il cavallo subirà un infortunio e non verrà più presentato, quindi risulterà eliminato. Ancora Mangilli racconta: ad Avandaro non è piovuto per caso proprio nel giorno della prova di fondo. Ad Avandaro piove ogni giorno dell'anno. Ecco, magari non dell'anno, ma del periodo compreso tra ottobre e marzo, sicuramente sì. All'ultimo momento il percorso della fase A, la marcia, è stato completamente cambiato perché le piogge avevano portato via la strada. 3 giorni prima l'acqua aveva trascinato con sé parte di un ponte attraverso il quale si accedeva all'ostacolo numero 34. Altri ostacoli erano stati distrutti e ricostruiti. Quando ci fu la visita ufficiale dei percorsi, non si sapeva ancora se gli ostacoli numero 5 e numero 6 si sarebbero dovuti saltare o se ci sarebbe stata una modifica del tracciato dovuta all'allagamento. Ecco, capite? Cioè, queste sono tutte considerazioni che devono farci riflettere circa la situazione, le situazioni contingenti nelle quali ci si trovava per affrontare un impegno che, ripeto, non era il completino della parrocchia, ma se anche lo fosse stato sarebbe stato uguale, ma un'Olimpiade. Poi parla della prestazione di Diamo de Nora e sempre parlando del giorno del cross dice Fabio Mangilli: ma quel giorno è stato uno dei più brutti. Più di un cavallo dovette essere salvato con il proprio cavaliere quando, caduti in un ostacolo invisibile perché sommerso, venivano trascinati via dalla corrente. Cioè, immaginatevi, i concorrenti caduti e aiutati o salvati da molti volenterosi in zona di penalizzazione non furono eliminati ma rimasero in gara perché, riporta tra virgolette la motivazione Fabio Mangilli, perché il salvataggio era stato reso indispensabile dal pericolo di vita. Questa è una cosa che non occorre commentare, insomma, ecco, quindi rendetevi conto in che condizione i nostri cavalli e i nostri cavalieri hanno affrontato questo cross. Ma al di là di questo, ora, e quindi insomma, come vi ho detto, l'esito da un punto di vista agonistico si è concretizzato nell'eliminazione della squadra italiana, perché Lord Jim, che pure aveva portato a termine montato da Giuseppe Ravano il percorso di cross, non è stato presentato a causa di un infortunio alla terza prova di salto ostacoli, mentre invece Sarbin con Mauro Checcoli, che era arrivato con i grandi favori del pronostico, perché insomma sulla base delle Olimpiadi precedenti, anche se capirete è piuttosto strano, ma allora e ancora prima, diciamo, più si va indietro nel tempo e più c'è questa tendenza, cioè a giudicare a dare pronostici circa le prestazioni dei cavalli basandosi su gare e su prestazioni anche avvenute anni e anni prima, insomma, e quindi vabbè, pronostici che lasciano il tempo che trovano. Naturalmente Sarbin 4 anni dopo poteva essere anche un cavallo completamente diverso, insomma. Ecco, Sarbin è un po' la nota negativa, malgrado la qualità del cavallo e soprattutto la qualità del cavaliere.
Mauro Checcoli però ha sempre raccontato, intanto Srbin è stato fermo quasi un anno dopo i Giochi Olimpici di Tokyo 1964 e riprende la preparazione in vista delle Olimpiadi molto blandamente, giustamente, in vista appunto di Città del Messico. Ma poi Mauro Checcoli racconta che in una delle interviste di cui vi raccontavo anche lunedì scorso, dice: in realtà poi il cavallo ha continuato bene la preparazione, ma 3 mesi prima della partenza per il Messico, durante un galoppo veloce, si è fatto male. È stato fermo un mese in scuderia, un cavallo così, fermo in scuderia. C'era un veterinario svizzero, di cui poi Checcoli dice del quale non voglio fare il nome perché non ne ho grande stima, che diceva che il cavallo stava benissimo, che non aveva bisogno di allenamento, che era in una forma strepitosa. Per me non era così. Il cavallo è partito quindi in una gara a 2200 metri di altitudine, poi in realtà era un po' meno, in condizione fisica imperfetta. Aveva fatto solo grandi trottate, ma non aveva più galoppato. Stiamo parlando di un cavallo che a Tokyo, dopo i 32 km complessivi della prova di campagna, durante gli ultimi metri di galoppo defatigante, si era messo a sgroppare perché uno spettatore aveva improvvisamente aperto un ombrello. Ecco, un cavallo quindi che io avevo sempre dovuto tenere in mano, a Città del Messico lo dovevo spingere. Poi si è scatenato l'uragano, pioggia e vento fortissimi, un diluvio che non si vedeva da qui a lì, sempre Mauro Checcoli racconta. Srbin era depresso, capivo che non si sentiva bene, ha fatto il numero 1 ed è rimasto appeso con i posteriori. Era un ostacolo enorme. Tra l'altro, a proposito di questo ostacolo, lo stesso Fabio Mangilli critica moltissimo il costruttore di percorso, o comunque chi poi ha approvato il tracciato, perché diceva non si può partire su un primo ostacolo che è di una difficoltà di quel tipo, insomma doveva mettere i cavalli sull'andare e nel ritmo, e lì il numero 1 era un ostacolo troppo grosso, troppo impegnativo, troppo difficile, e lo conferma appunto anche Mauro Checcoli, che dice era un ostacolo enorme, però è rimasto appeso con i posteriori. Poi idem il numero 2 e il 3, il 4 l'ha fatto alla frusta, e quindi, cioè nel senso che lo ha dovuto aiutare lui con il frustino, e sul numero 5 si è fermato e io me ne sono venuto via, non avrei potuto farlo continuare in quelle condizioni. E quindi così finisce la gara di Mauro Checcoli. Ma c'è una cosa molto bella che forse qualcuno di voi avrà anche già avuto modo di leggere o di sentir raccontare, insomma, ma quando il cavallo Srbin è morto nel 1976, Fabio Mangilli ha scritto una sua nota di autografa, di suo pugno, da pubblicare sulla rivista che allora si chiamava Sport Equestri, la rivista della FISE. E io trovo che sia una cosa meravigliosa, perché racconta innanzitutto così le forti emozioni e la profondità della sensibilità di Fabio Mangilli nel rapporto con Srbin, ed anche una sua assoluta, rigorosa, freddissima e imparzialissima dose di autocritica. È un racconto che lui scrive e che si intitola appunto "Questa è la mia autocritica", e penso che valga la pena che anche voi lo sentiate. Nell'estate del 1962, con Riccardo e Carlo D'Angelo, mi recai in una scuderia nei pressi di Dublino per vedere un cavallo da destinarsi al concorso completo. Qui siamo ritornati indietro, no? Fabio Mangilli, ricorderete, era stato incaricato dal presidente Tommaso Lecchio di cercare e poi selezionare, e poi lavorare, preparare, allenare i cavalli per il completo di Tokyo. E il soggetto che ci fu presentato non piacque e fu scartato. Non avevamo fretta e, gironzolando curioso, entrai nella scuderia quasi deserta. In un box vidi un cavallo grigio legato con la capezza a una campanella. Srbin, 7 anni, da Monsieur l'Amiral e Supria. Ancor prima che dalle sue forme
Fui colpito dalla sua espressione carica d'ardore, vitalità e intelligenza. Chiesi di poterlo vedere, mi fu risposto che il cavallo era già venduto e doveva partire per gli Stati Uniti. La compravendita era stata fatta da agenzie e probabilmente con un telegramma era stato richiesto un cavallo grigio, un purosangue grigio. Data la mia insistenza, gli interessati hanno certamente pensato che in Irlanda avrebbero trovato un altro grigio da mandare oltreoceano e Serbin fu sellato e condotto in giardino montato da un ragazzotto che gli teneva la testa completamente rovesciata. La ragione di tanta prudenza la scoprì più tardi a casa, quando molto troppo spesso Serbin si liberava del cavaliere con violenza inaudita. Possiamo vederlo saltare? Per 2 volte la barriera, appoggiata allo schienale di 2 sedie, volò sollevata dagli avambracci, quindi in teoria una prestazione pessima. Feci interrompere la dimostrazione e Serbin fu acquistato. Quindi questo denota il fatto che Mangilli aveva visto qualche cosa in questo cavallo che nessun occhio umano normale avrebbe potuto intravedere. Arrivato ai pratoni del vivaro, costò tutto compreso 3.255.215 lire. E vabbè, poi lui racconta le caratteristiche del cavallo, come le sue eccetera. Poi però arriva al punto che interessa, dove dice: nel corso della preparazione ai Giochi Olimpici di Città del Messico mi sono lasciato ingannare dalla sua forma fisica smagliante, non volendo dare il giusto peso a una piccola ma netta contestazione con la quale il cavallo mi disse d'essere in fondo un po' seccato di queste lunghe prove. Avvenne al non difficile concorso completo svizzero di Mayenfeld nel 1967, quindi l'anno prima dei Giochi Olimpici, dove nello scrosciare dell'acqua di un ruscello trovò la scusa per mettersi in difesa. In quel momento capii che non avrei più potuto concedergli la mia fiducia, ma non fui abbastanza distaccato e deciso per separarmi da lui. Perseverai nel continuare la sua preparazione. Tecnicamente sempre mi soddisfece, ma qualcosa nel suo morale era nascostamente cambiato. La sua collaborazione in esercizio fu sempre generosa, ma evidentemente non era più disposto ad affrontare lo sforzo totale, conclusivo. Come già avvenne prima di Tokyo, anche per il Messico il suo allenamento fu condotto in modo tale da rendere possibile la richiesta del massimo sforzo, distanze e velocità solo nei percorsi olimpici, e lui in Giappone si prodigò con brio, superando allegramente i limiti delle velocità massime. Al Messico, invece, nonostante fossero passati 4 anni dal suo precedente grosso impegno, l'atmosfera della gara gli fece intuire quale compito era chiamato ad assolvere e non accettò l'impegno. Certamente non s'è trattato di un calo di forma, dato che, fino a quel momento, nulla era visibilmente cambiato in lui e la sua esuberanza non era venuta meno. Lo vidi passare ai 2000 metri dello steeple, bene in mano e alla velocità di 700 metri al minuto. Calò di colpo, non galoppò più. Quando mi ripassò davanti, iniziando la seconda marcia, la fase C, era in ottime condizioni e per nulla affaticato. In quella marcia però si dimostrò svogliato e disinteressato al punto da lasciarsi superare da altri concorrenti, fatto per lui inaudito. Nel cross partì forte contro il primo ostacolo, prendendo una partenza molto anticipata e picchiò rudemente il nodello posteriore sinistro. Per parecchi secondi accusò il dolore, poi ripartì per rifiutare una volta il secondo ostacolo. Si fece eliminare più avanti, ma in realtà già dopo i primi 2000 metri dello steeple aveva rinunciato.
Prima di allora certamente ne avrà fatti anche lui dei rifiuti, ma ben pochi, perché per quanto ci ripensi non riesco a vederlo con gli occhi della mente fermo davanti ad un ostacolo, e non credo che si tratti della cecità dell'amore. Rientrò in scuderia in perfette condizioni fisiche, che mantenne fino al suo ultimo giorno. Ecco, in breve la storia di Sebring, dei 13 anni che trascorse con noi. Sulla collina, ai pratoni del Vivaro, una lapide segna il punto dove ora riposa e lo ricorderà a chi ne ha seguito lo smagliante successo. Mentre lo capii e lo seppi interpretare nella preparazione per Tokyo, sbagliai psicologicamente in quella per il Messico. Per una debolezza morale e affettiva mi lasciai ingannare e fui portato a commettere un errore tecnico. Grave colpa per chi dirige una preparazione. Questa è la mia autocritica. Sono parole che ovviamente contribuiscono ancora di più a delineare la dimensione dell'uomo e dell'uomo di cavalli Fabio Mangilli al termine di questo racconto, e quindi insomma termina così questo lungo periodo di grande completo azzurro che aveva visto gli stessi protagonisti a Tokyo e ora a Città del Messico, con questo risultato deludente da un punto di vista diciamo così di piazzamento sulla carta, però ovviamente dopo tutte le considerazioni che abbiamo potuto fare capirete bene anche voi che certamente non si può parlare di una sconfitta della squadra italiana. Archiviamo il discorso completo e veniamo a parlare del salto ostacoli, ma prima di parlare delle Olimpiadi di salto ostacoli bisogna fare un piccolo passo indietro per raccontare una scansione di eventi, di fatti che si succedono e che in qualche modo condizionano per le sorti della squadra italiana di salto ostacoli un po' tutta la vita dei 4 anni che precedono i Giochi Olimpici. La volta scorsa, lunedì, abbiamo visto, no, lo disputarsi dei campionati, i campionati d'Europa e il campionato del mondo di Buenos Aires nel 1966, con la terza posizione di Raimondo Dinzeo in sella a Bojack. Però in realtà ci sono tante altre cose che accadono e che sono molto importanti per le vicende di cui ora stiamo parlando. La prima di queste è purtroppo una vicenda luttuosa. Il 17 dicembre del 1965, quindi l'anno successivo Tokyo, il 65, ricordate, è quell'anno durante il quale la squadra italiana di salto ostacoli aveva ottenuto quelle formidabili vittorie a Nizza, Aquisgrana, Roma, Londra in Coppa delle Nazioni, guidata proprio da Tommaso Lecchio, che era il presidente della FISE ma anche il capo equipe della squadra di salto ostacoli. Ebbene, al termine di questo 1965 Tommaso Lecchio muore. È ovviamente una perdita gravissima, perché l'uomo è un uomo di valore, insomma, lo sapete, ne abbiamo parlato a lungo di lui, ma per la storia del salto ostacoli, o meglio dello sport equestre italiano, è un momento quasi chiave, un momento di diciamo così di scollinamento da un percorso storico ad un altro. Perché? Perché Tommaso Lecchio sarà l'ultimo presidente della FISE di estrazione militare, ma soprattutto grande campione, grande uomo di cavalli, grande atleta. Cosa voleva dire questo? Che figure come la sua, e prima ancora di lui quella di Ranieri di Campello, erano indiscutibili. Non era soltanto l'importanza che derivava dalla loro carica, ovviamente, ma dal carisma che avevano come personaggi di sport, oltre che come militari di grado elevato, militari che avevano fatto una carriera importantissima
E quindi tutto questo, il loro valore di sportivi, il loro valore di campioni, il loro valore di uomini di cavallo, il loro valore di gentiluomini, vabbè, questo è chiaramente inutile dirlo, e il loro, diciamo così, valore derivante dalla dimostrazione di capacità nella gestione della presidenza della FISE, avevano dato ad entrambi una sorta di, come dire, di indiscutibilità, di riconoscenza del valore, e quindi nessuno osava mettere in discussione quello che diceva un Tommaso Lecchio o quello che diceva un Ranieri di Campello. Nessuno. E le cose venivano fatte bene o male, giuste o sbagliate, ma così come il presidente della FISE voleva. Tenete conto anche del fatto che la politica allora era insomma ben altro rispetto a quella che è oggi. C'era un consiglio direttivo ovviamente, ma la stragrande maggioranza delle volte il consiglio direttivo era semplicemente un organo che formalmente doveva esserci e che si limitava a prendere atto delle decisioni del presidente, soprattutto nel caso in cui appunto il presidente fosse un personaggio del calibro di Campello o di Lecchio, insomma. Quindi erano loro. Dopo la morte di Tommaso Lecchio inizia un periodo difficile da questo punto di vista, perché ovviamente le persone che gestiranno la presidenza della Federazione Italiana Sport Equestri saranno tutte degnissime persone, tutti gentiluomini, tutte persone disinteressate che hanno dato tutti incondizionatamente la loro passione, il loro impegno, la loro disponibilità e la loro ottima volontà, però nessuno di loro aveva lo spessore di un Tommaso Lecchio o di un Ranieri di Campello. Questo cosa ha voluto dire? Che anche di fronte a decisioni giuste, ad atteggiamenti corretti, a politiche giuste, c'è sempre stato poi chi li ha pesantemente contestati, innescando un periodo dalla morte di Tommaso Lecchio in poi, in cui improvvisamente sono salite all'ordine del giorno le polemiche, le critiche, le battaglie. La federazione ha dovuto continuamente giustificare se stessa nelle proprie scelte e nelle proprie motivazioni, cosa che non era assolutamente mai accaduto prima, e quindi innescando un meccanismo perverso, unitamente al fatto che man mano che il tempo passava, man mano crescevano i numeri, cioè i numeri delle persone che montavano a cavallo, il numero dei concorsi, il numero dei centri ippici, quindi tutta l'attività della FISE doveva in qualche modo tenere conto di quantità estremamente più consistenti rispetto ad un tempo, e quindi naturalmente questo ha reso le cose estremamente difficili. Proprio le Olimpiadi del 1968 saranno un esempio estremamente eloquente di quanto vi sto dicendo. Al termine, perché saranno molto insoddisfacenti anche per il salto ostacoli, si scatenerà una serie di polemiche e di attacchi degli uni contro gli altri, insomma piuttosto forti e piuttosto sgradevoli. Comunque, subito dopo la morte di Tommaso Lecchio, ovviamente viene indetta una assemblea straordinaria della Federazione Italiana Sport Equestri per eleggere il nuovo presidente. Viene eletto Enrico Luling Buschetti, che appunto non è un militare, lui ha comunque prestato servizio in Savoia Cavalleria, ha fatto la Russia eccetera, ma non era espressione, diciamo, della cavalleria militare pinerolese e così come lo erano Campello e Lecchio. Non era un campione, non era persona che aveva avuto grandi risultati a cavallo, anzi io a dire il vero non so nemmeno se avesse fatto attività agonistica in qualche campo. Era il presidente della società milanese della caccia alla volpe ed anche presidente del centro ippico lombardo, quindi ripeto, un gran signore, un gran gentiluomo, ma di fronte a dei campioni
degli uomini di cavalli ormai maturi, fatti, finiti, anzi ben più che maturi, fatti e finiti, come i due fratelli di Inzeo e nel frattempo anche Graziano Mancinelli. Cioè c'era un discorso impari da un punto di vista di competenza equestre, di capacità e di... È vero che il presidente della FISE non deve essere, oggi più che mai poi, ma questo è appunto è un qualcosa che vale come principio oggi, cioè il presidente della FISE deve essere un amministratore di una realtà fatta poi di tecnici eccetera, ma questa è una realtà complessa che viviamo oggi. Allora non era affatto così, allora il presidente della FISE doveva essere un uomo di cavalli, doveva sapere di che cosa si stava parlando, perché le sue decisioni e le sue scelte andavano a condizionare direttamente l'agonismo dei cavalli e dei cavalieri. E questo evidentemente Enrico Lulin Buschetti non era in grado di farlo, così come erano stati in grado di farlo Tommaso Lecquio e Ranieri di Campello. Ripeto ancora una volta, uomini di fronte ai quali nessuno osava dire mezza parola. Ricordatevi che Ranieri di Campello era l'uomo che alla guida della FISA aveva appiedato Piero D'Inzeo per 6 mesi e Piero D'Inzeo non aveva battuto ciglio. Certamente in privato avrà discusso e anche animatamente, ma da un punto di vista, diciamo così, pubblico non aveva detto mezza parola. Mentre invece Piero D'Inzeo contro Lulin Buschetti e poi contro Lino Sordelli eccetera avanti insomma ha avuto degli scontri molto difficili. E quindi insomma si entra un po' in un periodo in cui manca l'equilibrio, manca la chiarezza, perché poi naturalmente ogni scelta viene fatta nel dubbio, chissà se sarà quella giusta, chissà se no, chissà se andiamo a scontentare Tizio, chissà se andiamo a scontentare Caio. Naturalmente quando ci si basa su questo poi alla fine qualcuno si scontenta per forza. E comunque inizia quindi nel 1967 il cammino di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Città del Messico e ad Aquisgrana, concorso sempre chiave nel cammino di avvicinamento ad un grande evento, dal 4 al 12 luglio c'è un fatto importante, perché debutta in Coppa delle Nazioni Vittorio Orlandi, che è un nome nuovo nel panorama del salto ostacoli italiano di alto livello. Pensate, debuttare ad Aquisgrana, insomma, ecco, anche queste cose qui succedevano allora. Vittorio Orlandi in sella Key Lane fa un debutto straordinario in Coppa delle Nazioni, perché chiude con un doppio 0 e l'Italia ottiene la seconda posizione. Assieme a Vittorio Orlandi e Key Lane ci sono Graziano Mancinelli su Turvey, anche lui doppio 0, Giulia Serventi su Gay Monarch 4,75 nel primo giro e 0 nel secondo, e Gualtiero Castellini che improvvisa Canio, perché Stefano Angioni, che era il suo cavaliere, aveva avuto un incidente, e chiude a 12 e 3 i 2 giri di Coppa delle Nazioni. E perché è importante parlare di questa Coppa delle Nazioni? Perché c'è un cavallo che era quello su cui Graziano Mancinelli puntava decisamente in vista delle Olimpiadi di Città del Messico, Turvey, il quale Turvey durante il Gran Premio di Aquisgrana, rimane vittima di una tragedia in campo, esattamente nella stessa modalità e per la stessa ragione per cui Hickstead, ricorderete, forse tra voi qualcuno ricorderà, il grande campione di Eric Lamaze nel 2011, morì in Fiera Cavalli a Verona in gara al termine del suo percorso per la rottura dell'aorta. Anche Turvey muore per questa ragione. La rottura dell'aorta durante il percorso, il cavallo naturalmente barcolla, cade, si rialza, ricade di nuovo e alla fine muore. E la scena è veramente è terrificante ovviamente di sé. La cosa che la rende ancora più drammatica è il fatto che Graziano Mancinelli scoppia a piangere a dirotto in lacrime torrentizie sul suo cavallo, e che quindi insomma, come sempre diciamo,
sì, i nostri compagni di gara, sì, sono compagni di gara e compagni nello sport, ma sono soprattutto degli amici, dei compagni, i nostri affetti con i quali noi condividiamo le imprese sportive, ed anche un grande cavaliere che di cavalli ne avrà montati centinaia fino a quel momento, come Graziano Mancinelli, ovviamente una persona poi molto sensibile come era lui, e quindi comincia già da un punto di vista, adesso parliamo solo così tecnicamente e sportivamente, comincia già con una certa difficoltà la spedizione azzurra, perché appunto uno dei cavalli su cui si puntava viene a mancare. E questo discorso dei cavalli è un discorso importante, perché lo abbiamo già accennato l'altra volta, il mondo dell'agonismo cresce sempre di più, i numeri aumentano sempre di più, quindi è sempre più importante avere cavalli competitivi ad alto livello, cosa che non era più tanto facile, anche perché i prezzi aumentavano sempre di più. La FISE continuava a comprare un gran numero di cavalli, ma trovare quelli veramente competitivi ad alto livello non era così facile, e in effetti tutto il Città del Messico è un po' caratterizzato da questa situazione, cioè dalla ricerca spasmodica di cavalli importanti per partecipare alle Olimpiadi. Il 10 settembre, a Punta Ala, sempre del 1967, Raimondo Dinzeo monta Bellevue. Prima volta per lui su questo cavallo irlandese, importantissimo cavallo nella storia sportiva di Raimondo Dinzeo, che a Punta Ala dal 7 al 10 settembre del 1967 affrontano il primo concorso insieme. In realtà Bellevue era arrivato ben prima, ma da giovane cavallo di proprietà del centro ippico dei Carabinieri aveva svolto la sua preparazione agonistica montato da altri cavalieri, tra i quali anche Antonio Oppes, prima di arrivare a Raimondo Dinzeo per partecipare poi alle gare più importanti. Si fanno due gare preolimpiche proprio a Città del Messico, dal 26 al 28 ottobre, proprio per replicare la situazione che l'anno successivo si sarebbe vissuta con le Olimpiadi. Partecipa due gare di salto ostacoli, partecipano diversi cavalieri stranieri. Per l'Italia però ci sarà solo Stefano Angioni con i cavalli Boyfriend e Chamaca. Era più che altro gare che servivano a sperimentare la reazione dei cavalli a quell'altitudine e con quelle condizioni atmosferiche. Alla fine del 1967 ecco la lista dei probabili olimpici, di cui parlavo prima quando si trattava del completo. Il Consiglio della Federazione Italiana Sport Equestri dunque nomina come probabili olimpici per il salto ostacoli Stefano Angioni, Gualtiero Castellini, Piero Dinzeo, Raimondo Dinzeo, Graziano Mancinelli, Pietro Milani, Lalla Novo, Antonio Oppes, Vittorio Orlandi, Giulia Serventi. Per il settore concorso completo di equitazione abbiamo visto i 4 erano quelli, ma il gruppo dei probabili olimpici era ben più ampio e comprendeva Paolo Angioni, Alessandro Argenton, Emanuele Castellini, Mauro Checcoli, Dino Costantini, Alessandro De Lorenzo, Massimo Del Rico, Giuseppe Ravano, Alberto Rodino, Gianserio Sanfelice e Mario Turner. E poi i 4 saranno quelli che abbiamo visto. Arriva così il 1968, anno in cui ormai la situazione si sta facendo impellente, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei cavalli da indirizzare ai Giochi Olimpici di Città del Messico. Nel corso della stagione però l'Italia comunque dà dimostrazione di grande competitività, perché vince 3 Coppe delle Nazioni importantissime, come quella di Nizza dello Xio di Francia, quella di Roma in Piazza di Siena e quella di Aquisgrana in Germania. La situazione però, diciamo così, il clima che si respira è ben evidenziato da 2 situazioni, 2 episodi che accadono come vi dicevo, i fratelli Dinzeo insomma sono dei campioni indiscutibili, nessuno ha la forza morale e la competenza e la capacità di mettersi contro uno dei fratelli Dinzeo, contro nel senso nella discussione, nell'argomentare.
e quindi quello che dicono loro in qualche modo diventa così, insomma, non dico legge, però poco ci mancava. E ci sono due episodi, per esempio Pietro Milani, che come avete visto era nella lista dei PO, giovane cavaliere lombardo emergente, molto competitivo, bravissimo cavaliere, un grande agonista. Dal 29 gennaio al 4 febbraio di questo 68 partecipa con un gruppo di cavalieri italiani ad un concorso internazionale a Berlino e di ritorno scrive una nota per il cavallo italiano e dice: va subito notato che nessuno di questi cavalieri, quelli che partecipavano a Berlino, supera i 32 anni d'età, e forse grazie a ciò questa trasferta, caratterizzata dall'assenza dei gloriosi e onnipresenti Matusa dell'ippica italiana, si è distinta lungo tutta la durata del concorso per allegria, buon umore e spensieratezza. Ora, i cavalieri presenti a questa gara a Berlino erano Graziano Mancinelli, Paolo Angioni, Vittorio Orlandi, Alberto Riario Sforza, Pietro Milani, Nelli Pasotti, Giancarlo Banchi. Piero e Raimondo non c'erano e in quel momento avevano rispettivamente 45 e 43 anni, quindi evidentemente è a loro che si rivolge Pietro Milani, quindi capite bene come venivano visti anche dai giovani in quel momento, ma in realtà erano giovanissimi Piero e Raimondo d'Inzeo, ma erano già considerati come dei totem inamovibili. Ma c'è anche un altro episodio divertente se letto a posteriori, ma allora non lo era stato affatto divertente, e cioè durante una prova preolimpica che si era tenuta il 29 agosto del 1968 ai Pratoni del Vivaro. Vi ricordate che queste prove preolimpiche avevano questa caratteristica abbastanza incomprensibile di presentare dei percorsi esasperati, difficilissimi, dai quali dovevano essere selezionati quei binomi che in realtà si conoscevano benissimo, insomma, quindi poteva essere anche del tutto inutile farle quelle preolimpiche, tuttavia questa era la consuetudine, così si faceva. E durante una di queste prove preolimpiche, appunto nella data che vi ho detto, dal 29 agosto 68, viene costruito ai Pratoni del Vivaro un percorso enorme, completo, con gabbia, doppia gabbia, riviera e tutto, e la prima a prendere il via su questo percorso è appunto Giulia Serventi con Gay Monarch, la quale diligentemente fa tutto il suo percorso, lo chiude con qualche errore, ma era un percorso veramente difficile. Dopo di lei entrano tutti gli altri, tra cui i fratelli d'Inzeo, i quali, e lo stesso Graziano Mancinelli, i quali di volta in volta, ciascuno di loro entrando, è andato sotto la tribuna della giuria per dire: io la doppia gabbia non la faccio, guardate che io la riviera non la faccio, io quella addirittura lì non la faccio 3 salti e poi esco, eccetera. E così avviene. Al termine, quando doveva entrare l'ultimo dei concorrenti, Giulia Serventi non ci ha più visto, e chi tra voi la conosce sa che è donna dal carattere piuttosto focoso, è entrata in campo e ovviamente sbagliando, cioè su questo non ci piove, però ha scatenato un fuoco di improperi e di offese contro la giuria di questa prova preolimpica, perché ovviamente lei si era sentita estremamente penalizzata dal fatto di non aver avuto la possibilità, come gli altri, di scegliere cosa fare e cosa non fare. E ovviamente poi c'è un provvedimento disciplinare che viene preso a suo danno, e si legge anche sulle pagine del Cavallo Italiano. Il comitato di presidenza della FISA è preso atto del comportamento scorretto tenuto dalla signorina Giulia Serventi in occasione delle prove preolimpiche svoltesi ai Pratoni del Vivaro il 29 agosto 1968 e delle frasi ingiuriose e offensive da lei pubblicamente rivolte ai membri della direzione della giuria, suscitando l'unanime riprovazione, delibera di sospendere la signorina Giulia Serventi dal partecipare a manifestazioni equestre riconosciute fino a tutto il 28 febbraio 1969 e di fatto in questo modo lei, che era comunque tra i probabili olimpici, viene esclusa. Poi Gay Monarch era un cavallo che in quel momento aveva grandissime prestazioni, quindi Giulia Serventi
ha sempre avuto un grandissimo poi rammarico nei confronti di questa decisione, ma al di là, diciamo, degli aspetti più o meno coloriti della vicenda, anche questo dimostra però una realtà, un atteggiamento che non era necessariamente dettato da malafede ma semplicemente dalla considerazione di un dato di fatto oggettivo, incontrovertibile, monolitico, apparentemente indiscutibile, cioè Piero Raimondo D'Inzeo e Graziano Mancinelli erano delle divinità, in poche parole. Erano cavalieri che potevano permettersi di fare più o meno il bello e il cattivo tempo, a loro volta non certo in malafede, ma secondo gli interessi che loro ritenevano fossero quelli dello sport, perché ovviamente loro sapevano tutto, loro erano in grado di fare le cose nella maniera migliore possibile. Ecco, questi sono gli episodi che anche l'episodio di un acquisto di un cavallo, per esempio nel gennaio-febbraio 1968 arriva in Italia il cavallo Fidux, che prima viene acquistato dall'ingegner Donagemma, poi viene venduto a Riccardo D'Angelo, dopodiché questo cavallo Fidux viene acquistato dalla federazione su indicazione di Piero D'Inzeo, che lo riteneva un cavallo ideale per se stesso per partecipare ai giochi olimpici. E in effetti così sarà, perché Piero poi monterà Fidux alle Olimpiadi. Lo stesso Luling Buschetti, presidente, dopo i giochi olimpici, appunto in questa atmosfera di polemica, di attacchi, di discussioni, eccetera, nel 69, l'8 marzo, quando legge la relazione della FISE in assemblea, dice: qualcuno ha criticato sia gli acquisti fatti dalla FISE sia la concessione di questi contributi sotto forma di anticipazione, poi vedremo. Può darsi che altri avrebbero potuto acquistare qualcosa di meglio e a prezzi più convenienti. Noi abbiamo ritenuto di fare quello che abbiamo fatto, nella convinzione di aver fatto quello che potevamo fare. Abbiamo ritenuto, ad esempio, di aderire alle precise segnalazioni fatte al CONI e a noi dal maggiore Piero D'Inzeo, che nei cavalli Fidux e Reostat, da noi pagati complessivamente 31.357.400 lire, riteneva di aver individuato per sé i 2 cavalli idonei per l'esigenza di Città del Messico. Se non avessimo aderito a queste specifiche richieste, oggi saremmo sotto accusa per non aver adeguatamente montato uno dei nostri migliori cavalieri che, nonostante l'interesse dell'amministrazione militare dalla quale egli dipende, non disponeva di cavalli idonei per la particolare circostanza. Ecco, a parte la sensibilità particolare nei confronti delle richieste di Piero, questo dimostra quello che vi ho sempre detto, e cioè che fino ad almeno tutti gli anni 70 c'era questa mentalità diffusa secondo la quale la federazione aveva come compito istituzionale anche quello di alimentare le scuderie dei cavalieri più importanti. Questa era un'eredità sicuramente che arrivava direttamente dall'epoca militare, e cioè i cavalli erano di proprietà dello Stato, erano i cavalli militari quelli che servivano per andare a fare l'agonismo. Poi questa cosa si è un po' tramandata, ripeto, sotto forma di pensiero, di consapevolezza, di mentalità, tanto che si è sempre considerato che il problema dei cavalli fosse un problema statale, statalizzabile, da statalizzare in qualche modo, e quindi che la federazione dovesse pensarci, insomma. Quindi oggi ovviamente noi leggiamo queste righe e ci viene un po' da storcere il naso, come Piero D'Inzeo chiede un cavallo e vuole un cavallo e questi glielo comprano. Sì, perché effettivamente funzionava così, era questo l'atteggiamento. Infatti poi vedremo più avanti lo stesso Luling Buschetti confermerà nella relazione che andrà a leggere l'elenco dei cavalli sui quali si interviene, perché altri cavalieri riceveranno dei contributi per l'acquisto dei cavalli. Ecco qui, adesso vi leggo. Abbiamo inoltre contribuito con delle sovvenzioni a titolo di anticipazione
all'acquisto effettuato da singoli cavalieri di 7 cavalli: Boyfriend, High Hopes, Predestiné, Germano, Fulmer Feather Duster, Doneraile, Raymond, con una punta massima di 7 milioni per Doneraile. Doneraile è il cavallo che poi Graziano Mancinelli monterà alle Olimpiadi in Città del Messico. 2 di questi, Doneraile e Fulmer Feather Duster, hanno fatto parte della missione messicana. Le anticipazioni, che sono consistite in 26 milioni e 200 mila lire, verranno rimborsate alla FISE mediante trattenute sui premi vinti in gara. Pensate che la FISE, nel corso del quadriennio 65-68, quindi quello compreso tra i 2 giochi olimpici, Tokyo e Messico, ha acquistato 13 cavalli, dei quali 7 nel 65 con ancora Lecchio presidente, per un totale di 20 milioni 769 mila lire, e 6 tra giugno 66 e ottobre 68 per un totale di 49 milioni e mezzo, con le punte massime per Fidux 25 milioni, Oxobob e Rachin, Reostat, Pegaso, Lord Jim e Diambo Denora. Poi Lord Jim e Diambo Denora sono andati a fare le Olimpiadi in completo. Oxobob, ricorderete, era il cavallo che Graziano Mancinelli aveva chiesto in prestito, tra virgolette, all'Allanovo per andare a fare il campionato del mondo del 1966 a Buenos Aires. Dopo quel campionato del mondo, appunto, la FISE lo acquista per lasciarlo a Graziano Mancinelli. Infatti Graziano Mancinelli punta su 2 cavalli, perso Turvey, punta su 2 cavalli per Città del Messico, che sono appunto Oxobob e Doneraile. Dopodiché monterà Doneraile, che era un cavallo di ottima qualità, di ottimi mezzi, ma un cavallo un po' freddo, molto sensibile fisicamente, molto suscettibile ai momenti di forma, e per lui le condizioni atmosferiche di Città del Messico si sono rivelate davvero nefaste. Infatti avrà un risultato molto negativo. E quindi insomma questa è un po' la storia. Inoltre Piero Dinzeo in effetti con Fidux inizia alla grande. A Nizza vince il Gran Premio, fa doppio zero in Coppa delle Nazioni, vince il Gran Premio Roma a Piazza di Siena, il 4º Gran Premio della carriera di Piero Dinzeo. Fidux era un cavallo tedesco imponente, fortissimo, una macchina di muscoli bestiale, una specie di monumento di cavallo che Piero montava in mostro filetto, insomma molto difficile da amministrare, da contenere proprio fisicamente, e l'equitazione molto rigorosa, molto così, diciamo, che richiedeva soprattutto tantissimo da un punto di vista della preparazione fisica dei cavalli di Piero Dinzeo. Poi con Fidux non ha funzionato bene, tant'è vero che il rendimento del binomio è stato eccezionale a inizio stagione, poi è andato via via calando sempre di più fino ad essere poi quasi totalmente negativo subito dopo i Giochi Olimpici, e infatti Fidux poi verrà assegnato ad altri cavalieri, essendo poi diventato un cavallo di proprietà federale. Raimondo Dinzeo invece monterà Bellevue. Raimondo Dinzeo viene accolto a Città del Messico come una specie di divinità, insomma era il cavaliere che tutti davano come accreditatissimo per una medaglia sicuramente, ma poi in realtà così non sarà. Anche Bellevue insomma rimarrà abbastanza sensibile alle condizioni atmosferiche, e i risultati della squadra italiana, o meglio, prima ci sarà la prova individuale. Ecco, la prova individuale è una cosa interessante da dire, perché si svolge in maniera abbastanza particolare. La prova individuale, poi la gara a squadre sarà un'altra prova, sono divise in 2. Un percorso normale, completo, diciamo, 13 ostacoli, gabbia, riviera, eccetera, naturalmente dimensioni consistentissime. Poi un secondo percorso sotto forma di percorso di potenza con 7 o 8 ostacoli, e se vi fosse stato parità di penalità poi per le medaglie barrage. Pensate, quindi un terzo percorso, pensate che, anzi io vi invito a farlo, ma purtroppo se io avessi la possibilità di farvi vedere dei filmati ve lo farei vedere perché vale la pena.
ma se fate una ricerca su YouTube lo trovate facilissimamente, cercando appunto Olimpiadi Città del Messico. William Stenkraus è il vincitore della medaglia d'oro, quindi cercate il suo nome, o percorso Città del Messico o qualcosa del genere, perché appunto nel secondo percorso, quello in forma di potenza, c'è l'ostacolo più grande che si sia mai visto in un percorso di salto ostacoli, che non fosse ovviamente il muro di una potenza, e cioè l'ostacolo numero 6, un largo a barriere pari, 1,70 m davanti, 1,70 m dietro, 2,20 m di larghezza. Era una montagna, e appunto vi dico, fatela questa ricerca su YouTube, perché vedrete, c'è anche un filmato che vi mostra proprio la costruzione dell'ostacolo e la proporzione rispetto agli altri, ed anche un filmato che vi mostra una serie di concorrenti che si impegnano su questo ostacolo, perché in realtà ci sarà un barrage alla fine, quindi un terzo percorso per 4 concorrenti che si devono contendere la medaglia di bronzo. Dopo le prime 2 manche c'è un solo concorrente a 4 penalità, che appunto è lo statunitense William Stenkraus, che vince la medaglia d'oro in sella a snowbound con un errore nel secondo percorso. La seconda posizione, la medaglia d'argento, è conquistata da Marion Cox, britannica, in sella a un cavallo che era poco più di un pony, si chiamava Stroller. Chi ha seguito le vicende del salto ostacoli lo ricorderà questo nome, perché è stato abbastanza impressionante il rendimento di questo piccolo cavallino a fronte di queste montagne di ostacoli, che commette 2 errori nel secondo giro dopo aver fatto 0 nel primo, quindi loro vincono le 2 medaglie. Poi invece per la medaglia di bronzo c'è il barrage tra il solito David Broom su Mr. Softy, che infatti vince lui la medaglia di bronzo, l'americano, lo statunitense Frank Chaput su San Lucas, il tedesco Hans-Gunther Winkler su Hennig e il canadese Jim Elder su The Immigrant. E la medaglia di bronzo quindi viene vinta da David Broom, che continua una serie ininterrotta di risultati straordinari. A livello individuale il migliore è Piero Dinzeo, che su Fidux chiude con un errore il primo percorso e con 3 il secondo, un totale di 16 penalità, si classifica al 7° posto ex aequo. Più lontani Graziano Mancinelli su Donerail, che chiude solo il primo percorso, non si qualifica per il secondo, a 12 penalità al 21° posto. Raimondo Dinzeo, ancora più lontano, in 26esima posizione con Bellevue, 16 penalità nel primo percorso, e anche lui non è qualificato per il secondo, perché c'era una percentuale ovviamente che si qualificava per la seconda manche. E purtroppo la gara a squadre ancora peggio, perché l'Italia, o meglio, ancora peggio nel risultato in campo. Il piazzamento in realtà è il 5° posto su 15 squadre, quindi teoricamente non sarebbe da considerarsi negativo, però i parziali lo sono, e come, ma lo sono per noi come lo sono stati per tutte le altre squadre. Graziano Mancinelli su Donerail chiude a 20 penalità il primo percorso e a 32 il secondo. Raimondo Dinzeo su Bellevue 12 e 12, Piero Dinzeo su Fidux 24 e 16. In più tutti hanno penalità sul tempo massimo, come quasi tutti i concorrenti, e quindi l'Italia con 129 penalità e 25, siamo ancora con la squadra a 3, ricordiamoci, non è possibile scartare il peggior risultato, con 129 penalità e 25 conquista la 5ª posizione. La vittoria, la prima vittoria, cioè la prima partecipazione olimpica di una squadra canadese, vittoria della medaglia d'oro, a 102 e 75, 102 penalità e 75. Raimondo Dinzeo, che era un uomo di grandissimo spirito, chi tra voi ha avuto il piacere di conoscerlo lo ricorderà molto bene da questo punto di vista, è anche un grande amante dei suoi cavalli. Lui ha tenuto una serie di album fotografici in cui ha raccolto tutte le sue fotografie, come peraltro quasi tutti noi amanti dei nostri cavalli facciamo, ma lui le ha poi infiorate con disegnini, appunti, battute, motti, descrizioni, eccetera.
E quando nella chiusura dell'album fotografico dedicato ai Giochi Olimpici di Città del Messico 1968 pubblica sulla faccia di sinistra una foto, una composizione floreale che c'era al centro del campo, e sulla faccia di destra la classifica a squadre del salto ostacoli, scrivendo: lasciamo Città del Messico, festival di colori, con una freccia che indica i fiori, e poi nella pagina seguente puntini puntini e di barriere, indicando la posizione dell'Italia, con 3 punti esclamativi, e chiude così la sua spedizione olimpica Raimondo Dinzeo, con una nota di spirito e tutto sommato sdrammatizzando. Ma era stata una spedizione effettivamente anche drammatica, perché come sono arrivati i cavalli dall'Italia, 2 sono andati in colica subito, probabilmente per problemi legati all'altitudine. Fulmer Featherduster di Vittorio Orlandi, che era presente in qualità di riserva, ma che stava vivendo un momento, diciamo, forse probabilmente era il cavallo più in forma tra quelli presenti in quel momento lì, però certo Vittorio Orlandi non era ancora diventato il grande Vittorio Orlandi, era un cavaliere che si stava facendo strada, e però Fulmer è andata in colica, per fortuna risolta bene, e anche Oxo Bob ha avuto una colica ancora più grave, addirittura è sembrato a rischio di vita, insomma. Però anche lui poi per fortuna si è ripreso, anche se non ha fatto la gara, e quindi anche questo è stato un inizio ovviamente che ha messo un po' in difficoltà i cavalieri italiani. Quindi termina così l'Olimpiade di Città del Messico. Come vi ho detto, è la prima Olimpiade che potremmo prendere quasi come inizio di un decadimento che riguarda soprattutto il salto ostacoli italiano, il completo no, ma il salto ostacoli italiano sì, e anche se ci sarà Monaco nel 1972 che ci darà una gioia straordinaria, con il trionfo di Graziano Mancinelli, medaglia d'oro individuale, e l'Italia medaglia di bronzo a squadre. Però nonostante questi bei risultati, la situazione non era positiva. Pensate che lo Sperone, la mitica rivista mensile italiana, uno dei più importanti giornali che ha accompagnato lo sport equestre italiano nel corso del tempo, ha titolato nel 1972 la vittoria di Graziano Mancinelli "L'oro sopra la carie". Quindi c'erano già segnali evidenti ed eloquenti di qualche cosa che non stava andando bene, anzi più che segnali, erano delle realtà accertate. I segnali si sono cominciati ad avere appunto nell'avvicinamento a Città del Messico 1968 e poi nell'esito dei Giochi Olimpici di Città del Messico. Bene, quindi terminiamo qui questa puntata. Io come sempre spero di avervi dato qualche cosa di piacevole da ascoltare, lo spero vivamente. Ci vediamo lunedì prossimo con la fase di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Monaco 1972 e con il grande successo del nostro meraviglioso e indimenticabile Graziano Mancinelli. Ci vediamo lunedì prossimo, arrivederci e grazie di cuore per essere stati ancora una volta con me. Arrivederci.